Sono solo gli uccelli a caccia di chicchi nel campo a sfidare la pioggia che ancora cade sabato mattina a Veggiano in via Pedagni. Erano passate da poco le 20 di venerdì, quando nella stalla dietro questa villetta gialla, immersa nella campagna veneta a pochi metri dal Tesina, si è consumata la tragedia. Lucio Fasolo, 62 anni, era uscito sfidando la pioggia battente. C'era un'infiltrazione nel tetto della stalla e voleva provare a ripararla. Per farlo ha posizionato alcuni bancali uno sopra l'altro, ci sarebbe salito sopra, ma avrebbe perso l'equilibrio cadendo sopra un forcone agganciato a un trattore parcheggiato vicino. L'attrezzo appuntito gli si sarebbe conficcato nel petto all'altezza del cuore, causando la morte immediata dell'agricoltore. Inutili soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Selvazzano, chiamati dagli operatori del SUEM 118, che hanno escluso qualsiasi responsabilità di terzi. Un tragico incidente. Grande il dolore della famiglia, a cui la salma del povero agricoltore è già stata affidata.